Sicuramente se non verrà attuata la norma in tutti i suoi punti, tutto il territorio, anche quello nostro, verrà a perdere una parte importante, perché i crediti cooperativi fondavano la loro attività sulla mutualità all'interno del territorio. Se questo non verrà portato a termine al 100%, completato al 100%, perderemo una parte importante della nostra economia. Eh già, sono le banche di credito cooperativo con il loro stretto legame col territorio che hanno permesso che tanti artigiani, piccoli imprenditori, se non negozi, rimanessero in vita, nascessero. Finanziamenti, crediti a cui rivolgendosi magari a grossi istituti di credito avrebbero avuto difficoltà ad avere accesso. Il timore è, ancora una volta, che l'esigenza di riorganizzazione del sistema bancario con il raggruppare le tante BCC sotto l'ombrello di grosse holding di fatto snaturi il servizio offerto dai crediti cooperativi. E la raccolta deve essere ridistribuita nel territorio, migliorando i servizi, migliorando la qualità dei servizi, però non individuando altre linee che non sono tipiche e non sono necessarie al territorio. Nel nostro territorio abbiamo 3 crediti cooperativi che danno effettivamente credito a questi piccoli artigiani. Togliendo, come qualcuno dice, il credito a questi artigiani, veramente saranno in difficoltà.